troviamo al Parco Fistomba per l'apertura della taverna greca. Avete già uno spazio nelle piazze in cui fate food greco. Allora, è tutto partito come una richiesta dei nostri carissimi clienti, i quali queste nostre specialità e volevano assaggiare seduti. E dove meglio che al Parco Fistomba, con questa bella natura che abbiamo. Che cosa piace della cucina greca ai padovani? Ma tutto, posso dire tutto. Allora, partiamo qua dai mesedacchi, gli antipasti, che qua abbiamo la salsa tzatziki, qua abbiamo i dolmadacchia, che sono foglie di vita ripiene di riso e varie erbette. Non possono mancare spanakopita, tiropitake, che sono pastafilo ripieno di fetta e poi spinaci e fetta. E non mancheranno mai per i vegani e i vegetariani anche le polpette di verdure. Poi abbiamo il piatto di souvlaki di maiale, è un piatto unico, completo, dove c'è un misto di insalata, patate fritte, i 2 spiedini, 2 souvlaki e la pita. E qua c'è piatto souvlaki di maiale. È una canzone greca, la cantiamo? Δεν πάω πουθενά, 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 εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, το αγάπη μου είσαι εσύ και te stafino. Più o meno. E che cosa parla? Questo parla di un amore e lei esprimeva il suo amore, se non sbaglio, a lui e diceva che io non vado da nessuna parte, io sto qua. Grazie, ciao, buongiorno Martina. Buongiorno Martina. Grazie mille, buongiorno Martino.